Mantovani si apre un nuovo capitolo dopo l'arresto del super poliziotto. Scoperte le casseforti per le tangenti in Croazia e a San Marino. Evitate 2 collisioni nel bacino di San Marco tra navi traghetto e battelli. Cresce la tensione nel canale della Giudecca per la convivenza di navi e piccole imbarcazioni. Sequestri a tappeto anche nel veneziano dei carabinieri del NAS. Scoperto personale non abilitato e la pratica proibita del fish pedicure. Benvenuti dalla redazione del TG di Televenezia. Si è aperto un nuovo capitolo con l'arresto del vicequestore Preziosi, lo avete sentito dai titoli, nell'ambito dell'inchiesta Mantovani. E intanto gli inquirenti hanno scoperto che l'ex amministratore delegato della società Pier Giorgio Baita teneva a San Marino e in Croazia le 2 casseforti per pagare le tangenti. Aveva inoltre 238 posizioni bancarie attive e la disponibilità nel personal computer di programmi in uso da hacker e professionisti informatici, dati che, secondo quanto ha scritto il GIP Scaramuzza, rendevano concreta un'estensione dell'attività criminosa ben più ampia di quella accertata al servizio. L'arresto del vicequestore Giovanni Preziosa a Bologna potrebbe far aprire una nuova pista nell'inchiesta sui fondi neri creati da Pier Giorgio Baita, l'ex amministratore delegato del colosso delle costruzioni Mantovani. Nel giorno del suo arresto, avvenuto 2 giorni fa, gli uomini del colonnello della Guardia di Finanza Renzo Nisi hanno trovato nel commissariato di Santa Viola, nel capoluogo bolognese, un registro delle ricerche effettuate nelle banche dati a disposizione della polizia. Insomma, indizi gravi su ciò che gli investigatori finora avevano sospettato, e cioè che il vicequestore fosse la talpa di Baita, utile per informare il potente ex dirigente della Mantovani sull'andamento delle indagini sui fondi neri. Proprio oggi è previsto il suo interrogatorio a Verona, dove è detenuto e, a fronte del nuovo materiale raccolto, potrebbe decidere di collaborare e aprire altri fronti dell'indagine. Nell'ordinanza di arresto del GIP Alberto Scaramuzza, Preziosi è indicato non soltanto come un poliziotto corrotto, ma un vero e proprio imprenditore coinvolto nella gestione della società di Manuele Marazzi, che insieme a Mirko Voltazza faceva da tramite con la Mantovani. Di notevole entità il compenso ricevuto da Preziosi di 162.000 euro e una promessa di 150.000 euro annui della Mantovani. E ora la cronaca: c'è sempre più apprensione nel bacino di San Marco a causa dell'intenso traffico che c'è nel bacino, e si sono sfiorati in 2 occasioni diverse navi traghetto con battelli. L'intenso traffico in bacino sta suscitando sempre più tensione. Ieri una nave e un ferribotto hanno rischiato la collisione. Vi hanno assistito centinaia di testimoni dalla riva degli Schiavoni e i pendolari dei vaporetti, che si sono visti i 2 scafi a pochi metri. La nave traghetto CTV Lido di Venezia, diretta al Tronchetto, ha tentato invano di superare la nave traghetto greca all'altezza dei giardini. Visto il passaggio stretto, il comandante ha alla fine desistito, fermandosi e passando dall'altra parte verso San Giorgio. Manovre che hanno tenuto i passeggeri dei vaporetti con il fiato sospeso per qualche minuto. Intanto la nave che ha fatto manovra ha sprigionato un fumo nero e densissimo proprio davanti a San Marco. Non è successo nulla, ma l'intasamento del bacino San Marco da grandi mezzi sta suscitando sempre più preoccupazione, al punto che in serata è giunta un'altra segnalazione di uno scontro evitato per un soffio tra un vaporetto diretto al Lido e un'imbarcazione alle Laguna che proveniva in direzione opposta lungo il canale della Giudecca. Mentre, secondo il racconto dei passeggeri, il pilota CTV reggeva il timone seduto di traverso perché stava parlando con il marinaio senza guardare avanti. E intanto si riaccende anche la polemica tra il comitato Kreis Venice, che difende le attuali grandi navi, e l'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin. Dopo gli annunci di querela per chi ha lanciato nel luglio scorso l'allarme sulla nave troppo vicina alla riva Sette Martiri, Bettin rincara la dose. Un vero autogol, dice. 40-70 metri non fa differenza. Quel filmato è la prova che le navi passano comunque troppo vicine alla riva e va proiettato nelle scuole. E cambiamo argomento: centri di estetica nel mirino del NAS, sono scattati sequestri in 12 esercizi, di cui 3 nel veneziano.
Blitz nei centri di estetica. I carabinieri del NAS di Treviso sono andati a caccia dei pesciolini garra ruffa usati per praticare la pedicure, una pratica estetica tradizionale nei paesi asiatici ma non ammessa dall'Italia. Hanno sequestrato 13 acquari in 12 strutture in 3 centri nel Veneziano e in altri a Treviso e Belluno. I militari hanno portato via 1400 pesciolini. La pratica, nota come fish pedicure, consiste nel far immergere i piedi dei clienti nell'acqua, lasciando ai pesciolini la mansione di strappare le pellicine. In 7 di questi centri, di cui 5 cinesi, è stato trovato anche personale non abilitato che esercitava senza le prescritte autorizzazioni e per questo è scattato il sequestro delle intere strutture. Sono state elevate multe per 14.000 euro e il valore delle attività sequestrate si aggira sul 1.500.000 euro. E ricompare il morbo della mucca pazza nel Veneto. La diagnosi è certa. A portarsi via 2 giorni fa Santina Nasato Scattolin, di 76 anni, di Zero Branco, è stato proprio il morbo che ha terrorizzato i consumatori di carne bovina negli anni 90. Ed è subito scattato l'allarme. Parte del cervello dell'anziana è stato inviato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, che è incaricato dalla regione di eseguire le autopsie sulle persone decedute per questo morbo. Santina Nasato si è spenta l'altro ieri nella casa di riposo di via Milan, ma aveva iniziato a sentirsi male ai primi di giugno. E cambiamo argomento, parliamo di economia. La compagnia aerea low cost Volotea, che collega Venezia a città di piccole e medie dimensioni, ha registrato un aumento di passeggeri del 59% nel corso dell'estate. Sono stati infatti 240.000 i passeggeri che hanno scelto la low cost per atterrare o decollare dallo scalo veneziano. Nel 2012, nello stesso periodo, erano stati invece molto meno. In particolare hanno avuto un forte appeal turistico come Lampedusa o Pantelleria o le isole greche, che hanno fatto la gioia dei vacanzieri veneti. La società ha dato lavoro nello scalo aeroportuale veneziano a un centinaio di persone. E ora le notizie dall'area metropolitana. Test universitari, ricominciano i numeri record nelle facoltà a numero chiuso, anche se sono in calo. Dopo il test di veterinaria, ieri è toccato agli aspiranti infermieri, fisioterapisti e ostetriche. A Padova erano oltre 5.000 per 1.352 posti. La prossima settimana sarà la volta del test di medicina e si attendono ancora cifre da primato. Per gli atenei è un autentico business, dato che gli studenti devono versare 25 euro per l'iscrizione, ma la certezza del posto sicuro si sta incrinando nell'immaginario collettivo ed è per questo che le iscrizioni sono in flessione. E ancora un'altra notizia, questa volta dall'area metropolitana: terremoto in Slovenia, si è sentito anche nel Veneto orientale. Un sisma di magnitudo 3.5 si è scatenato alle 13:15 a 30 km a est della capitale Lubiana e a 1 chilometro e 300 metri di profondità, ed è stato percepito in buona parte nel Friuli, Trentino Alto Adige e Veneto, specie nella parte nord della nostra provincia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la zona più colpita è quella della Slovenia centrale, dato che l'epicentro è stato calcolato in una zona a 30 km ad est dalla capitale, cioè Lubiana, e quindi appunto è la profondità, come ho già detto, di 1 chilometro e 300 metri. Sul posto non sono state al momento segnalati danni ingenti o perdite di vite umane. E ora ancora altre notizie dall'area metropolitana. Chiude il Tribunale di San Donà, nonostante i tentativi del sindaco Andrea Cereser di mantenere almeno alcuni uffici. Dal 13 settembre il Palazzo di Giustizia chiude e tutte le pratiche passano a Venezia. Ancora in ballo invece il destino del giudice di pace. Fino ad aprile 2014 dovrebbe restare in città. Lungo il Brenta è tempo di Riviera Fiorita. Domenica 8 settembre il corteo di barche storiche e figuranti in costume partirà da Villa Pisani di Stra alla volta di Malcontenta. Ricchissimo il cartellone di questa 36esima edizione. Spettacoli, feste, mostre e degustazioni allieteranno l'intero percorso. A Treviso i condannati per reati minori, tipo la guida in stato di ebbrezza, potranno scontare la pena tramite lavori di pubblica utilità, dalla pulizia dei parchi alla segnaletica stradale, oppure con mansioni legate al curriculum personale. La scelta della giunta Manildo è una novità assoluta per Cassugana.
Niente soldi e allora niente nuova stazione. Le ferrovie non ci pensano proprio ad accollarsi le spese di ristrutturazione antisismica della stazione di Oderzo. Dovrebbe farlo il comune, ma a questo punto il sindaco Pietro Dalla Libera dà la priorità alle scuole. Per ora saranno sostituite soltanto le obliteratrici danneggiate. È ora di rinunciare alla pausa pranzo. L'Ascom ha scoperto che a Padova su 238 negozi soltanto il 12% fa orario continuato. Un po' poco in una città sempre più turistica come quella del Santo. Confcommercio invita quindi i negozianti a fare un piccolo sforzo. L'orario continuato può servire a superare la crisi. Vigili sempre più inflessibili coi ciclisti che non usano le piste ciclabili. Dopo la morte di una donna, a Galzignano sono fioccate le prime multe per chi pedala sul ciglio della strada e così anche a Cittadella, che vanta 12 km di piste. I ciclisti che se ne infischiano delle apposite corsie rischiano una multa dai 25 ai 99 euro. Il binomio bellezza e motori non è una novità, ma nel caso di Miss Motors conta invece anche la sicurezza stradale. La finale del concorso di Miss Motors si svolgerà tra Venezia e Jesolo Lido e sono 50 le ragazze che dovranno destreggiarsi anche con una prova di guida sicura. All'ombra del campanile di San Marco, 50 ragazze vogliono dimostrare di essere non soltanto bellissime, ma anche prudenti e abili nella guida. Miss Motors è infatti il concorso che elegge l'ambasciatrice mondiale della sicurezza stradale. Come ci spiega il patron della manifestazione, Bruno Dalto, Miss Motors International si svolge tra Venezia e Jesolo, dove ci sarà modo di scaldare i motori. Siamo a Venezia, in questa bellissima piazza San Marco, con il tour mondiale di Miss Moto International. 50 ragazze del mondo, 50 paesi, 5 continenti, per disputare quella che è l'elezione più importante, legata alla bellezza, ai motori, alla sicurezza stradale. È qui che verrà eletta, in quel di Venezia, e precisamente all'Hilton di Venezia, l'ambasciatrice della sicurezza stradale nel mondo. 2 appuntamenti importanti, il 6 di settembre a Jesolo, ristorante Casa Paloma, e alla fine siamo tutti lì allo Skylab dell'Hilton per eleggere finalmente l'ambasciatrice della sicurezza stradale. Ma non è soltanto bellezza e sicurezza stradale, con noi anche 50 Ducati neri provenienti da tutta Italia per dare il benvenuto a queste bellissime Miss e soprattutto un corso sulla prevenzione della sicurezza stradale, Catedromus. Detto questo, amici, seguiteci. A presentare l'edizione 2013 la modella lettone Katarina Fedosejeva, Miss Motors nel 2011, e vista la concomitanza con la mostra del cinema al Lido, la vincitrice di quest'anno avrà l'onore di essere incoronata da una star di Hollywood, per il momento rigorosamente top secret, dal piaccione George Clooney al maghetto Daniel Radcliffe. I papabili sono davvero tanti. E una coreografa veneziana si sta facendo strada nel mondo della danza contemporanea con creazioni originali e convincenti, ed è stata acclamata Laura Boato al Festival di Oriente Occidente di Rovereto. Che fosse una delle artiste performer più interessanti della danza contemporanea era risaputo attraverso festival, premi e concorsi, ma il successo della veneziana Laura Boato è una realtà in continua ascesa, come dimostra la sua presenza al Festival Oriente Occidente di Rovereto, unica coreografa italiana nel ricco panorama della coreutica europea. Il progetto di Laura Boato, pensato appositamente per il palcoscenico di Rovereto, si chiama On the Market, uno spettacolo articolato in 3 quadri, Incarnation, Beauty, Art, che osservano da 3 diverse prospettive il medesimo fenomeno, ovvero cosa accade quando la fiumana del mercato entra nelle nostre vite, filtrando ogni cosa. Dopo il debutto al Festival di Rovereto, lo spettacolo è pronto per altre piazze, altri palcoscenici aperti al confronto fra le ragioni dell'arte e le ferree logiche del mercato.
Temperature ancora estive, sentiamo le previsioni del tempo dei prossimi giorni. Venerdì 6 settembre. Il cielo veneziano è sereno o poco nuvoloso, ma con foschie mattutine. Le massime sono estive, comprese fra i 20 e i 28 gradi, mare quasi calmo. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, non piove, valori termici invariati. Sabato 7 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature diurne in lieve aumento. Domenica 8 settembre, sereno o poco nuvoloso, valori termici stabili. La marea di venerdì 6 settembre è normale, la massima alle 12 75 cm, la minima alle 18 meno 10 cm. E questo era veramente tutto, grazie per averci seguito, grazie per averci scelti, buon proseguimento.